Ciao da Nicoletta e oggi mentre passeggiavo per Lugano mi stavo chiedendo cosa condividere con te e magicamente è passata una ragazza che fa la mia stessa professione e che so che qualche tempo fa all'università ha fatto un commento un po' così invidioso dicendo ma sì, lei ha risultati perché non vi dico ciò che ha detto perché è un epiteto un po' così. Per fortuna le persone che mi conoscono hanno subito detto no, la conosciamo molto bene Nicoletta, lei ha i risultati perché ci mette intensità, passione e perché mette tutto ciò che ha in quello che fa. Allora vorrei parlarti di invidia, perché le persone, anziché cercare di imparare da chi magari ha una competenza, un modo, un'attitudine diversa da te, criticano quella persona? Perché c'è questa invidia? Quello che le persone non sanno è che quando invidiano, quando criticano, quando giudicano, alla fine anche i confronti delle altre persone vengono considerate negativamente. Perché? Perché chi sta creando non ha tempo di giudicare, giudica chi ha tempo per pensare agli altri e evita di pensare a ciò che può fare ancora di più per migliorare ancora di più. Quindi qual è il mio messaggio? Chi stai criticando? Perché lo critichi? Perché non eviti di fare questo e investi la tua energia, il tuo focus a trovare cose belle per te, a fare qualcosa di positivo? Perché poi la cosa bella, sai cos'è? Che o brutta, scegli tu, non ci fai tanta bella figura. Chi critica non fa bella figura, perché chi critica alla fine forse viene considerato in un modo particolare dalle persone che ascoltano le critiche e perché nel tempo la verità comunque emerge sempre. E quindi buona creazione, evitate le critiche, ciao!